Siamo qui al Mercato Amico di San Leone che si tiene ogni sabato con Valerio Landri e con il signor Ciaccio per un'iniziativa, un accordo che avete fatto per fin di bene. L'associazione Mercato Amico Sicilia ha offerto alla Caritas diocesana la possibilità di ricevere settimanalmente una parte dei prodotti invenduti, quindi sarà la bontà anche dei commercianti del Mercato Amico ogni sabato mettere a disposizione della Caritas quello che non hanno venduto ma che è ancora chiaramente di buona qualità perché possa essere utilizzato nelle attività della Caritas. Sappiamo che la Caritas diocesana ha una mensa serale che apre 365 giorni l'anno e in quella mensa verranno utilizzati. Ecco, un accordo che viene fatto con la Caritas, un'idea sicuramente interessante, da cosa è venuta? Siamo orgogliosi di fare tutto questo perché noi parte di prodotto va buttato, invece viene recuperato da gente che è più bisognosa, che ha necessità di questi prodotti che sono tutti prodotti di prima necessità, garantiamo la genuinità del prodotto che non è realmente da buttare, però siccome viene studiato e coltivato per specifiche zone tipo Agrigento, portiamo il battagliuna come si suol dire, che sono del posto locale, che magari io se li porto a Palermo sono invenduti, allora preferisco fare un'iniziativa del genere, donare, che andare a buttare un prodotto dove c'è gente che anche per questo fa interesse, diciamo, a mangiare. Valerio, un'iniziativa di questo, un accordo di questo, pensate di chiuderlo anche con altre associazioni, con altre catene di supermercati, ipermercati nel nostro territorio e anche in provincia? Intanto riconosciamo a questa associazione il merito di aver aperto questa pista, che perfettamente rientra all'interno della legge antispreco, che anzi agevola, facilita, incentiva queste esperienze. Sicuramente siamo aperti ad ogni genere di collaborazione. Per noi è importante anche che la gente capisca che buttare il cibo non va, buttare il cibo è un affronto in un momento particolare in cui c'è tanta gente che invece manca dell'essenziale. Signor Ciaccio, allora l'iniziativa continuerà a proseguirà anche in altri luoghi, non solo qui a San Leone? Sì, iniziamo qua a San Leone per poi spostarci a Villa Bonfiglio e continuare sempre. Da noi c'è la massima disponibilità a questo tipo di iniziativa perché la riconosciamo una cosa abbastanza valida per noi e per il futuro, per la gente che ha molto più bisogno di noi.